Buonasera a tutti, sono Chiara Rossetto e vi parlo dall'ufficio di Bruxelles della Regione del Veneto. Il mio intervento sarà estremamente breve perché il tempo è tiranno ed è solo di inquadramento generale a quello che è il progetto. Ah. Start screen. Sì. Ok. Dovreste essere in grado di vedere. Perfetto. Dunque, il progetto si chiama CalCreate, ovvero Contributo delle industrie culturali e creative al turismo culturale e creativo in Europa. L'idea di partire dalle industrie culturali e creative è perché sono all'unanimità riconosciute come portatrici di innovazione, fattori di sviluppo locale e driver del cambiamento industriale. Insomma, a loro è riconosciuto una notevole potenzialità economica. L'idea è promuoverne il potenziale per sviluppare nuovi prodotti, per favorire ovviamente la crescita e l'occupazione. Il progetto, per quanto riguarda la Regione del Veneto, si è concentrato su due destinazioni principali: Padova in prima battuta e conseguentemente Terme Colli Euganei. Il taglio del progetto è estremamente pratico e abbiamo deciso di focalizzarci su tre ambiti: il musicale, il cinematografico e il letterario, e oggi parleremo appunto del musicale. Da parte vostra, quindi voi siete i nostri stakeholder, noi raccoglieremo degli input che verranno poi inseriti in un action plan che ha come obiettivo il miglioramento degli strumenti di policy e in particolare del POR della prossima programmazione, quindi il 21-27. Un altro obiettivo secondario, nel senso che il primario è ovviamente lo strumento di policy, ma poi c'è anche questo cosiddetto byproduct, favorire la protezione e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale e sfruttare il potenziale delle industrie culturali e creative a favore delle strategie culturali e di turismo creativo per nuove prospettive imprenditoriali, quindi un approccio molto concreto e molto operativo. L'idea è a far arrivare questi contributi, questi input, questi action plan a chi poi scriverà materialmente il prossimo POR e indirizzare così le prossime direttrici di finanziamento e di investimento. Non riesco a tornare al video. Finisci condivisione? Prego? Di condivisione? Aspettate, scusate. Ah, Ok. Grazie Chiara. Allora adesso, come da programma, do la parola a Stefan Marchioro, che è della Direzione Turismo Regione Veneto, che ci darà un'inquadratura generale sul contesto. Buon pomeriggio, bentrovati anche da parte mia, Stefano Marchioro, Regione Turismo della Regione del Veneto. Oggi affrontiamo appunto il primo di questi tre webinar voluti dalla direzione di Bruxelles e dalla direzione di turismo per affrontare il progetto CalCreate che è già stato introdotto dalla collega. E oggi partiamo col turismo musicale. So che da molte parti arrivano delle riflessioni su come affrontare la ripartenza. Noi lo facciamo oggi in modo molto operativo e molto concreto, non ragioniamo di scenari se non come elemento di contesto e proviamo a entrare invece nel dettaglio di quelli che possono essere degli elementi di prodotto a supporto delle destinazioni.
Infatti questa è la fotografia che vedete di quello che era il turismo esattamente fino a qualche anno fa, fino a qualche mese fa, cioè prima della crisi della pandemia coronavirus. Numeri molto importanti che avevano anche caratterizzato in alcuni ambiti l'ambito del turismo come elemento di overtourism, quindi anche con elementi di criticità. Oggi sicuramente tutto questo è cambiato. Questi erano i numeri del Veneto fino all'altro giorno, cioè con i 71 milioni di pernottamenti e i 20 milioni di arrivi all'anno, ed è probabile che questo sia destinato a cambiare nei prossimi mesi e sicuramente per un certo tempo. Questa è la fotografia dell'oggi, se vogliamo, anzi ormai di ieri, nel senso che già nei primi 3 mesi a livello mondiale abbiamo registrato un calo importante del turismo internazionale. E queste sono le previsioni che in qualche modo fa l'Organizzazione Mondiale del Turismo, ovvero diciamo uno stop abbastanza brusco di tutte le attività turistiche, come purtroppo abbiamo già cominciato a comprendere in queste settimane, ormai mesi di lockdown, e anche un raffronto però con quella che è stata la situazione in precedenza dell'espansione del turismo, che sembrava non doversi mai fermare. In realtà è già accaduto in qualche modo in occasione di precedenti crisi che il turismo arrestasse i flussi nei confronti, diciamo, di quelle che erano crisi geolocalizzate. Pensiamo al fenomeno della SARS o pensiamo alle 2 guerre del Golfo o gli attentati delle Torri Gemelle, ma solo in un'occasione il turismo ha conosciuto una recessione a livello mondiale ed è stato in occasione del crack Lehman Brothers, immediatamente dopo, nel 2009, dove si è registrata una vera e propria battuta d'arresto. Poi il turismo è tornato a crescere. La differenza appunto tra una crisi geolocalizzata e una crisi generalizzata, una recessione mondiale, il rischio è proprio questo, cioè uno stop e un arretramento. E bisogna lavorare in qualche modo da un lato sugli elementi di scenario perché questo non sia, dall'altro in ambito turistico per cercare di limitare i danni, ma soprattutto anche di ripensare il nostro futuro. Possiamo utilizzare questo periodo per riprogettare quello che è la prospettiva anche in ambito turistico. In fin dei conti, qualche segnale era venuto già prima di questa difficile prova che stiamo attraversando. E quindi già è importante provare a ragionare su come potrebbe cambiare il turismo post-coronavirus. Probabilmente, dicevo, alcuni segnali venivano già in precedenza. Pensiamo all'effetto dei cambiamenti climatici, pensiamo all'effetto in qualche modo di situazioni come la deforestazione del pianeta, situazioni di difficoltà per quanto riguarda appunto uno sfruttamento eccessivo del nostro globo. E allora probabilmente il turismo dovrà essere più sostenibile nella proposta e probabilmente più responsabile nella fruizione, più attento alla salute personale e sicuramente più attento anche al tema della sicurezza. L'abbiamo già vissuto ad esempio con il tema attentati, un maggior bisogno di sicurezza. Sicurezza oggi significa evidentemente una certezza rispetto anche, come dicevo poco fa, alla salute. Ed è probabile che anche un elemento di maggior prossimità caratterizzi il futuro immediato del turismo e probabilmente per un medio periodo anche quello più in là. E altri elementi potrebbero venire dalla necessità di praticare il turismo da parte della domanda in ambiti territoriali appunto attenti alla salute, attenti all'attività all'aria aperta, attenti anche alla fruizione della natura. Questo appunto era una tendenza, quella del turismo slow, che andava già affermandosi prima di questa occasione e che probabilmente andrà rafforzandosi. Questo non significa che non possa essere il turismo, ad esempio, nelle città. Noi oggi ragioniamo con 2 destinazioni in particolar modo,
la destinazione di Padova, quindi una realtà di turismo urbano, una realtà di turismo di città d'arte, e però vedremo che ci sono proposte che possono incrociare anche queste dinamiche anche ai tempi diciamo, del coronavirus. E una destinazione come quella delle Terme dei Colli Ugani, che aveva già fatto della sua vision quella della più grande area preventiva della salute in Europa, e quindi diciamo oggi potrebbe essere pronta a incrociare queste dinamiche. Quello che sarà importante però nel prossimo futuro è pensare appunto a nuovi prodotti turistici, a rinnovare e differenziare l'offerta. Il Veneto è vero che è la regione italiana più rilevante per i numeri, li ho citati anche prima, è anche una delle più importanti a livello europeo, ma forse a causa di alcune rendite di posizione aveva anche dimostrato una certa riluttanza a innovare in termini di processo, cioè sapersi organizzare a livello di destinazione, e in termini di prodotto. Avendo già molto mare, terme, lago, montagna, città d'arte, parchi naturali, in Veneto non è semplice pensare allo sviluppo di nuovi prodotti turistici. In realtà invece è proprio quello che avremmo già dovuto fare prima di questa crisi, proprio per differenziare la nostra proposta da quella di diretti competitors, perché diciamo le rendite di posizione stavano già venendo meno, e questa è una cosa che probabilmente dobbiamo imparare a fare anche in queste settimane e nei prossimi mesi. Qualcuno in questi giorni ovviamente dice ma probabilmente ci sono elementi di maggiore urgenza di cui occuparci, ci sono i protocolli di sicurezza, i protocolli di distanza sociale per rendere fruibili subito le nostre destinazioni, i nostri alberghi, eccetera. Sicuramente è così, ma questo diciamo si sta lavorando anche in connessione con le altre autorità, con il mondo sanitario, con le destinazioni stesse, però è assolutamente importante pensare, innovare, differenziare l'offerta turistica, perché su questi elementi si potrà far leva probabilmente nel prossimo futuro per favorire anche una ripartenza dei nostri territori, con un turismo più slow, con un turismo che non riproduca automaticamente gli elementi del turismo mass market che abbiamo conosciuto fino a qualche tempo fa e che mostravano anche elementi di controindicazione, ma con un turismo probabilmente tagliato più su misura. E in questo senso, diciamo, è sempre stato vero che l'organizzazione territoriale, che sia una DMO, una Destination Management Organization, che sia un ufficio turistico, che sia un organismo di meta management che in qualche modo coordina la destinazione, non deve mai limitarsi a promuovere l'offerta esistente, che è fatta delle risorse naturali, culturali, artificiali che caratterizzano quella destinazione, ma ha sempre dovuto cercare di intervenire sull'offerta. E intervenire sull'offerta, cioè ragionare sui prodotti, significa evidentemente il forte coinvolgimento e la partecipazione diretta delle imprese, degli attori locali. Ora io ho visto un po' il panel degli iscritti all'iniziativa di oggi, vedo una grande presenza della filiera culturale a tutti e tre gli eventi, vedo una grande presenza di attori del mondo turistico, soprattutto sul versante delle guide turistiche, di chi fa creatività e accompagnamento in ambito turistico. Forse manca un po', anche se alcuni li ho visti, manca un po' la componente ricettiva, che è il cuore del turismo e che spesso forse diciamo è più abituata di altre componenti delle filiere produttive a guardare uno schema turistico consolidato. Invece io credo che sia necessario coinvolgere anche loro, magari non direttamente in questi tre momenti, se non nella misura in cui si sono iscritti, ma sicuramente anche dopo, perché chiaramente per fare del prodotto turistico efficace il coinvolgimento di tutta la filiera turistica è assolutamente imprescindibile. Dicevo innovare e differenziare l'offerta, è stato vero prima e ancora più vero oggi.
e quindi provare a parlare anche di temi di vacanza. Tutti ci interroghiamo appunto sulle prescrizioni, sulle modalità con cui, diciamo, affrontare il mercato, ma forse dovremmo interrogarci anche su che tipo di proposta avanzare ai nostri pubblici. E qui la particolarità del territorio, le potenzialità del territorio sono sempre stato un elemento importante, solo che probabilmente in questa fase ancor più bisogna passare dal contenitore, dallo spazio geografico costituito dalla destinazione al suo contenuto, ai suoi elementi peculiari, quindi da una generica valorizzazione e promozione della destinazione all'individuazione di precisi target di riferimento, e partendo evidentemente dalle nostre eccellenze, dalla capacità di offerta della destinazione. Però anche qui sottolineo un altro aspetto: non parliamo subito di promozione. La prima fase in ogni destinazione è organizzare la destinazione e organizzare l'offerta. In questo caso significa riorganizzare l'offerta. Questo vale sia per Padova, per i motivi che dicevo prima, realtà urbana di città d'arte, e che però in ciclo di vita anche espansivo della destinazione, che però probabilmente subirà un contraccolpo forse più di altre realtà, proprio perché, diciamo, caratterizzata da un uso massivo della città e della destinazione in passato. E la realtà termale e dei Colli Ugani, perché già aveva avviato un processo di forte integrazione, di forte innovazione, che va ulteriormente valorizzato. L'importanza quindi di studiare un'offerta su misura, cioè di ridefinire sia come imprese che come destinazioni il proprio posizionamento, partendo dalle esigenze del sistema territoriale e delle imprese, ma sviluppando alcune peculiarità. Differenziarsi significa seguire sì le nostre caratteristiche, valorizzare il territorio, significa però aver presenti i trend con un mix e un equilibrio molto attento. Perché? Perché a volte, a forza di seguire le mode, rischiamo di diventare delle destinazioni fungibili, cioè tutte uguali. Per contro non possiamo, quando ci rivolgiamo al mercato, prescindere da quelle che sono le attese della domanda, utilizzando però il nostro saper fare. Allora, una tendenza che era già in atto nel periodo pre-crisi, almeno di questa crisi, era una tendenza appunto al turismo su misura, i cosiddetti turismi di nicchia, una riscoperta anche del senso del viaggio dopo la grande buffata del turismo mass market. Non sto a citare le 1000 nicchie che si sono create sul mercato, alcune di voi diciamo le hanno alimentate, ne fanno parte, ci sono turismi tematici legati ai giochi di ruolo, legati agli hobby, legati alle passioni. Ecco, i turismi di nicchia sono turismi di passione. Rispetto al quale, diciamo, i pubblici cercano, come dire, nella destinazione, nell'impresa, delle risposte al proprio stile di vita e anche alle proprie preferenze, ai propri interessi. Si va, come dire, dal turismo cinematografico, di cui parleremo domani, o del turismo letterario, di cui parleremo mercoledì, o appunto, come oggi vorremmo affrontare, quello del turismo musicale. E sentiremo tra poco il contributo di alcuni esperti, sia in ambito turistico che in ambito prettamente musicale. Io sottolineo solo questo aspetto, perché qualcuno potrebbe dire: ma come, il turismo musicale in un momento in cui diciamo le concentrazioni non sono consentite, in un momento in cui sarà difficile riproporre anche la modalità di fruizione della musica, sia essa musica cult, sia essa musica pop, rock o di grandi eventi come prima. E questo è tutto vero, ma voglio sottolineare, anche da appassionato di musica e di turismo musicale, che questo è anche l'insieme di attività e di esperienze che riguardano l'ascolto, la creazione di musica, ma anche la visita ai luoghi di produzione della musica, ai luoghi che hanno fatto la musica, alle case dei musicisti, agli itinerari musicali. Ci sono già esperienze molto interessanti che organizzano ad esempio proprio le guide. Quest'anno
è l'anno di Tartini, oltre che l'anno di Beethoven, e Padova ad esempio aveva già avviato una serie di iniziative interessanti in questa direzione. Quindi anche i paesaggi della musica, e lo dico anche da docente di un dipartimento di beni culturali, anche l'iconografia musicale è un elemento di riferimento importante. L'obiettivo di solito di sbocco rispetto alla tendenza ai turismi tematici è quella della creazione di club di prodotto. Noi con questi laboratori non abbiamo l'ambizione immediata di strutturare dei club di prodotto, anche se questo potrebbe essere un punto d'arrivo, perché i club di prodotto, che sono aggregazioni di imprese che si rivolgono a specifiche famiglie motivazionali della domanda, sono una strategia di posizionamento, sono un modo di fare marketing di gruppo. Per le imprese e per le destinazioni sono spesso una necessità e una volontà di differenziarsi, consentono l'innovazione, promuovono la qualità, creano economie di scala e valorizzano il territorio. E prevedono una narrazione del territorio, evidentemente. Presuppongono anche che chi dà vita a questo tipo di proposta condivida un sistema di valori con i pubblici a cui si rivolge. Evidentemente non possiamo parlare di luoghi letterari o di turismo musicale se non amiamo anche come impresa, e quindi non in termini meramente strumentali, questi elementi della nostra vita. E però dobbiamo anche avere un'attenzione a quello che può essere il rapporto tra il valore percepito dal pubblico e il valore che noi vogliamo proporre con queste tematiche. E quindi individuare una nicchia di domanda competitiva è molto importante quando si fa turismo tematizzato, quando si vuole specializzare l'offerta e quindi quando si vuole costruire un prodotto che parli a una specifica famiglia motivazionale della domanda. Il che significa, come punto d'arrivo, anche condividere una carta di servizi, un disciplinare di appartenenza e avere dei posizionamenti in termini di prezzo e di politiche commerciali. Ma in questa fase capiamo che, diciamo, la cosa importante è dare elementi maggiori di offerta alle destinazioni e più opportunità alle imprese. E in questo raccomando molto, non c'è turismo senza impresa, ma non c'è turismo neanche senza governo del territorio. Quindi non pensino le imprese di poter far da solo e non pensino, come dire, gli amministratori, i territori, di poter prescindere dal legame con le imprese. È assolutamente necessario il connubio tra le due parti, e tenete conto che la destinazione si arricchisce di nuovi prodotti e i nuovi prodotti però devono poi muoversi sotto il marchio della destinazione. Ci sono casi di eccellenza da anni nel campo dei prodotti tematizzati, pensiamo ai bike hotels di Rimini e Riccione, ma anche in Veneto con i bandi Porfes abbiamo finanziato circa 18 club di prodotto, un terzo dei quali ruota intorno in questa fase al turismo lento, alla vacanza attiva e quant'altro. Ci sono anche club di prodotto come Garda Green orientati alla sostenibilità o Terme Sport vocati alla vacanza attiva. Ecco, noi non abbiamo subito l'ambizione di approdare a un club di prodotto con queste tematiche, ma sicuramente ecco, l'obiettivo di questi laboratori, a partire dai contributi degli esperti e poi con il vostro contributo alla discussione di oggi e dei prossimi giorni, è quello per i tre filoni del musicale, del film news tourism, dei luoghi letterari, di uscire con 2 o 3 esperienze concrete da proporre sul mercato per ciascun tematismo e da mettere a servizio delle 2 destinazioni e delle imprese che ne fanno parte, e magari veicolandolo attraverso, come dire, i sistemi che la Regione Veneto mette a disposizione. Chiudo subito dicendo una cosa, ecco, una raccomandazione alle imprese, alle aggregazioni di imprese, alle destinazioni. Utilizzate prima di tutto i sistemi che la Regione Veneto mette a disposizione. C'è un Destination Management System, una piattaforma che è stata realizzata per gestire in modo integrato informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione, anche per non subire il predominio delle OLTA o di altre piattaforme. Cerchiamo di far sì che l'organizzazione dell'offerta
avvenga a livello di destinazione e che destinazioni e imprese mantengono a livello di destinazione il controllo sulla propria offerta. Poi la distribuzione può avvenire anche attraverso altri canali, ma la costruzione va fatta lì. Ecco, io mi fermo, spero di avervi dato alcuni stimoli e riprenderemo anche domani e subito dopo la presentazione a cura dei nostri esperti. Grazie. Grazie mille. Stefan? Ok. Ok. Beh, buongiorno a tutti, mi sono già presentato durante il check-in, sono Riccardo Darè, mi occupo di facilitazione presso Etifor, uno spin-off dell'Università di Padova. Oggi appunto in questa modalità online a cui ormai ci siamo abituati cercherò di facilitare questo primo incontro che abbiamo appunto organizzato. Molto velocemente, prima di passare la parola ai nostri esperti, vi faccio vedere quali sono i 5 step che avevamo pensato. Ovviamente ricordo che questo, come è stato già sottolineato da Chiara all'inizio, è un progetto lungo, dura fino al 2022. Questi sono i primi step partecipativi prima della plan, che ovviamente abbiamo dovuto un po' modificare e adattare alla situazione contingente del Covid, che però abbiamo mantenuto nella sostanza. Abbiamo già fatto un primo passaggio quindi con alcuni esperti per iniziare a mappare il contesto turistico e impostare una SWOT analysis, che sarà quello che verrà presentato oggi, domani e dopodomani dai nostri esperti nei 3 filoni, quello musicale, quello cinematografico e quello letterario. E in questi webinar l'idea è quello di fornire una simmetria informativa e creare una SWOT condivisa. Durante la discussione avrete possibilità di commentare la SWOT fatta dai nostri esperti. Poi integreremo quanto emergerà da questi 3 giorni con un brevissimo questionario online per chi volesse partecipare, massimo 3-4 domande su raccolta feedback e un primo brainstorming di idee per pensare appunto al turismo nel nostro territorio sui 3 filoni di interesse. In parallelo continueremo a lavorare con un gruppo ristretto di esperti. Se qualcuno di voi volesse far parte di questo gruppo può scriverci, e l'idea è chiudere con un workshop per validare i risultati con gli operatori, aperto a chiunque, con l'idea sperando di poterlo fare in presenza. Per molti sarà banale, però da esperienza scopro sempre che in realtà molta gente ancora non sa cos'è una SWOT analysis, quindi molto velocemente una SWOT analysis è un'analisi del contesto attraverso 4 voci. I punti di forza sono quello che funziona adesso, quello che ci differenzia rispetto ad altre destinazioni competitor, quali le nostre risorse che funzionano sia umane che tecnologiche che economiche. I punti di debolezza è invece l'opposto, sempre a livello analizzando l'interno della nostra destinazione, quello che manca, quello che non funziona e quali sono i nostri limiti. Invece opportunità e minacce significa dare uno sguardo verso l'esterno. Le opportunità sono tutti quei mercati non esplorati, i limiti delle destinazioni competitor, i bisogni emergenti, le richieste del turista, mentre le minacce sono invece destinazioni emergenti che potrebbero farci da competitor, pubblicità negativa da parte dei media dovuta magari alla situazione contingente, leggi o regole limitanti. Okay, con questo quindi chiudo la mia parte e passo la parola ai nostri esperti. Chiuderemo appunto questa prima parte di presentazioni frontali e poi faremo un momento di discussione sul quale vi darò un po'. Passo quindi la parola a Adriana Miotto, che è il CEO di Advance SRL, un'azienda di consulenza specializzata in ambito turistico, e Alessandro Tommasi, che è il direttore artistico del Festival Pianistico Internazionale Bartolomeo Cristofori. Bene, buonasera a tutti, eccoci qua
con questa presentazione di quest'oggi. Sono Alessandro Tommasi, avrò appunto il ruolo di guidarvi un po' più nel dettaglio sul turismo musicale insieme ad Adriana Miotto. Non so se si è già tolta il mute dal microfono. Sì, sono qua. Perfetto, eccoti, perfetto, mi compari anche nelle immagini a lato. Allora, io direi che, visto che il tempo è molto contingentato, andiamo direttamente proprio sulla sostanza, ossia che cosa caratterizza un prodotto turistico musicale. Se Adriana vuoi... Sì, grazie Alessandro. Sì, come diceva prima il professor Marchioro, a volte si fa un po' confusione quando si pensa al turismo musicale, che per l'appunto, come ha ben detto Stefan, è appunto una proposta, un tema di vacanza, quindi un'esperienza, diciamo, ad hoc che si vuole offrire al nostro turista. Un'esperienza che non è solo culturale, ma deve essere anche un'esperienza per l'appunto turistica, quindi andremo a vedere quali sono le caratteristiche che compongono questa tipologia di offerta. Appunto, è un tema di vacanza che si declina poi in sottoprodotti, in sottoesperienze, che sono quali? Le vedete un po', diciamo, riassunte per macro tipologie in questa slide che vi stiamo proiettando. Sicuramente, innanzitutto, i festival e le rassegne, ma anche gli appuntamenti di formazione, come anche le masterclass, ma anche gli incontri con gli interpreti, che possono essere fatti prima o dopo, diciamo, l'appuntamento musicale, o anche qualcosa che sia totalmente slegato all'evento musicale in sé. Un'altra tipologia, diciamo, di sottoprodotto è quella degli eventi musicali nei luoghi simbolo della destinazione. Questo è molto importante anche in termini di, diciamo, se vogliamo, city branding, cioè dove il luogo ospita per l'appunto un evento musicale, e in quel momento si sta dando qualcosa di totalmente unico al nostro turista. Ma ci sono però anche i musei e le case museo, ma anche delle esperienze legate a, per esempio, agli artigiani di questa filiera, come possono essere per esempio i liutai. Ma ci sono anche degli itinerari, e andremo a vedere adesso in qualche benchmark che vogliamo proporvi molto velocemente, su anche alcuni appunto itinerari tematizzati, delle visite guidate, ma anche un po' particolari, un po' fuori diciamo dal solito, della norma. Abbiamo poi appunto come ultima espressione i club di prodotto, che ci ha anticipato prima il professor Marchioro, che sono appunto delle reti di imprese dove c'è la filiera turistica, in questo caso la filiera turistica e la filiera musicale, che appunto decidono di mettersi insieme per co-creare un prodotto particolarmente tematizzato e che sia proprio, diciamo, tagliato su misura rispetto alle esigenze del nostro visitatore. Però ora chiederei ad Alessandro magari di introdurre qualche benchmark. Esatto, sì, il tempo è poco, quindi appunto saltiamo veramente, abbiamo scelto alcuni esempi di benchmark che guarderemo molto in superficie, sono alcune delle principali realtà internazionali, quindi probabilmente anche chi si muove già nel settore conoscerà tutte le realtà di cui stiamo per parlare, ma cerchiamo di dare un po' uno sguardo proprio su come si organizzano da un punto di vista turistico queste enormi realtà, e anche che cosa eventualmente possiamo ritenere dalle loro programmazioni. Questo, il Festival di Baden-Baden, se chi ha partecipato al convegno sul turismo musicale al Festival Cristofori ne ha già sentito parlare, è una delle principali, credo, macchine da turismo della Germania. Siamo con la più grande sala da concerti classici tedesca, sono più di 2500 posti, e la caratteristica del come impostano loro la loro offerta turistica è innanzitutto già tutto molto chiarito sul sito stesso del festival, quindi già dalla stessa piattaforma da cui si consulta i percorsi del festival, i concerti e i biglietti da acquistare, si può già accedere a tutte le varie formule di pacchetti, e poi proprio la suddivisione all'interno dei pacchetti. Io adesso ho messo il sito, un frammento tratto direttamente proprio dal sito, che poi vi ho scritto anche direttamente lì, e in inglese in realtà Silver e Gold, siamo anche poi sulla Silver e Gold, come vedete sotto, sono in tedesco ovviamente perché ci muoviamo in Germania. A Baden-Baden abbiamo due diverse categorie di offerte. La prima riguarda da subito dei pacchetti con pernottamenti e servizi aggiuntivi. Potete già vederli qui divisi nelle formule argento e oro, quindi con diverse
offerte oltre al semplice pernottamento nei giorni del festival. I prezzi che vedete lì sotto, lievemente accennati, non sono particolarmente economici, perché Baden-Baden è una città anche di alto turismo termale, però ce ne sono veramente un po' di tutti i tipi e non includono i biglietti, quindi questo è solo sull'alloggio e il tipo di offerta, quindi il drink nell'intervallo, l'entrata al museo, la cena a 4 portate organizzata da un importante chef e cose del genere. Il secondo tipo di offerta, che è anche quello poi interessante per chi opera sul settore direttamente, riguarda invece i pacchetti di approfondimenti musicali. Di conseguenza abbiamo workshop tematici, ad esempio sulla direzione di orchestra, oppure di approfondimento sugli autori che sono i protagonisti del festival stesso o del concerto nello specifico, e incontri con gli artisti. Poi ci sono altri due ambiti. Uno è quello di servizi regolari, perché comunque il Festspiel House, questa grande sala da concerto, è attiva tutto l'anno e offre servizi regolari come il bar e il ristorante, ma anche la vendita di CD e di CD autografati direttamente in loco, già autografati, già acquistabili al piano terra, mentre per il festival nello specifico l'attività è proprio organizzata in modo da avere concerti e opere più o meno tutto l'anno, con dei punti di massima attrazione nei festival principali, quindi proprio per attirare la massima attenzione turistica su quei momenti. Andando sul secondo benchmark, procediamo molto rapidamente. Questo è il Teatro alla Scala, e che appunto si è parlato di city branding di Milano, e la Scala è ovviamente uno dei principali monumenti e anche storici appunto della città, anche dal punto di vista di patrimonio, ma come si è detto tutta la brandizzazione anche turistica della Scala passa non soltanto attraverso la Scala stessa e attraverso i tour operator, ma grazie alla collaborazione con tutti gli enti pubblici, ma anche con Findustria, con Fesercenti, eccetera, eccetera. Quindi c'è una forte collaborazione tra aziende, associazioni di categoria, pubblico e teatro, per poter rendere fruibile la Scala per i turisti. Quindi, ad esempio, fornire un canale di acquisto dedicato per tour operator, mi è sfuggito mai, tour operator, senza lei alla fine, e agenzie di incoming direttamente in loco. Tra i tour operator, perché a volte si ignora questo, ci sono moltissimi tour operator che si occupano nello specifico di queste nicchie, quindi ad esempio tour operator nel campo dell'opera lirica o della musica classica. Un esempio è il Sipario Musicale, il quale, tra l'altro, detto per inciso, visto che stiamo parlando di grandi città o grandissime sale o grandi istituzioni, in realtà organizza anche un tour a Vicenza in occasione dei concerti di Andras Schiff, quindi in realtà hanno tanti diversi tipi di pacchetti di offerte, e ovviamente gli incontri con Andras Schiff a Vicenza rientrano proprio nella parte di incontri con gli artisti di cui si parlava prima. Ma cambiando genere, torniamo sui festival, e questo sicuramente chi si muove nell'ambito della musica leggera lo conosce benissimo, che è il Sziget, festival appunto di Budapest, che è molto interessante perché innanzitutto ha un sito tradotto in 12 lingue, il che è abbastanza impressionante già di per sé, proprio a livello di apertura nei confronti di un pubblico straniero. E poi ha sviluppato una differenziazione di offerta molto interessante, oltre alle più regolari, magari varie tipologie di pass in base a come e quanto si vuole accedere, e ovviamente anche le varie tipologie di alloggio disponibile, che vanno di pari passo con la possibilità di fare i ticket VIP che ti danno diversi... Mi dà unstable, spero che non si sia un attimo, ok, rallentato troppo. No. Quindi con la possibilità di avere dei servizi, perfetto, molto banalmente bagni premium, il bar separato per chi ha il pass VIP, un alloggio più comodo e confortevole, fino anche invece a un'offerta che è quella esterna, ossia chi frequenta il Sziget è incentivato ad esplorare la stessa città di Budapest attraverso una serie appunto di City Pass e altri servizi, o attraverso ad esempio la festa in barca con il progetto che vedete. Quello li ho proprio tenuti perché sono molto indicativi. Molto interessante anche del Sziget, anche qui abbiamo la possibilità di acquistare vinili autografati, quindi c'è la vendita, però con uno scopo di beneficenza, perché il Sziget si colloca molto anche in tutta quell'area che è il green tourism, perché sta facendo uno sforzo considerevole proprio su una brandizzazione green a tutti gli effetti, che ricordo non è soltanto evitare i rifiuti o ridurre l'impatto energetico, oppure come fanno organizzare dei bus
per arrivare direttamente all'isola anche dall'Italia, quindi abbattere l'inquinamento degli spostamenti tramite aereo o macchine autonome, bensì è anche ecoresponsabilità. Ciò significa che molto spesso è anche una parte di restituzione sociale, in questo caso Progetto Superart, che è dedicato all'insegnamento musicale per chi è in una situazione più svantaggiata. Termino questi miei primi benchmark con il Vintage Jazz, perché si parlava di appunto anche andare un po' più sulla prossimità. Qua siamo a Copenaghen e in realtà abbiamo un festival che si riferisce soprattutto a un pubblico locale e che poi in realtà parte da una storia internazionale, va al pubblico locale perché è rivolto soprattutto a turisti, perché 9 su 10 dei partecipanti, soprattutto del Copenaghen Jazz Festival, sono danesi, quindi in realtà ha un enorme turismo nazionale, sono oltre 250.000 persone ad ogni festival, però partendo da quell'attenzione nazionale sta conquistando sempre più poi parte per quanto riguarda l'internazionale, ed è secondo me sempre molto interessante perché hanno costruito tutta la loro offerta per poter coprire capillariamente o la città di Copenaghen, quindi trasformare Copenaghen in una città del jazz basandosi anche sulla storia della città stessa che ha ospitato molti musicisti jazz nel secondo Novecento, oppure di tutta la Danimarca, e quindi avendo oltre 150 location e distribuendo i suoi concerti sull'area. Quindi questo per darvi un attimo un'idea, ovviamente sono molto superficiali, ce ne sono tantissimi altri, ma per dare un po' un taglio, e lascio la parola ad Adriana per il resto. Sì, poi abbiamo valutato anche tra i benchmark che volevamo proporvi, i benchmark che abbiamo visto adesso erano, diciamo, degli eventi o comunque delle proposte, insomma, legate a, diciamo, ai festival, alle rassegne musicali, di come si sono organizzati in ottica turistica. Adesso invece spostiamo un attimo il focus da un punto di vista, diciamo, di destination marketing, quindi come una destinazione può organizzare la propria offerta all'interno del proprio territorio. E abbiamo voluto presentarvi il caso di Visit Liverpool, dove questo è proprio lo screenshot del sito web di destinazione, e vedete che se il turista clicca su Things to Do, quindi le cose da fare presso la destinazione, troviamo subito, le vedete evidenziate, diciamo, il tematismo musicale. E qua troviamo tra l'altro anche due, diciamo, sottotematismi. Abbiamo da una parte, diciamo, tutta la proposta musicale legata alla Philharmonic Hall, e dall'altra parte invece abbiamo il tematismo Beatles. Alessandro, ti chiedo di andare un attimo avanti. Se clicchiamo su il tematismo Beatles, questa è la pagina che, come dire, che ci viene proposta. E che cosa vediamo? Vediamo che quindi, appunto, come dicevamo prima all'inizio, la proposta turistica non si limita solo a una proposta in termini di eventi musicali, ma anche di, per esempio, visite guidate tematizzate, e le dovreste vedere evidenziate, e anzi scusate, i luoghi dovrebbero essere la prima. Grazie Alessandro, scusate perché siamo in remoto, quindi dobbiamo essere ben sincronizzati. I luoghi della musica, vedete, che diventano appunto fruibili al grande pubblico. E dai luoghi della musica Liverpool propone anche, appunto, come dicevo, delle visite guidate, e delle visite guidate anche qua di genere diverso, perché vediamo per esempio, se vedete il Liverpool Cycle Tours, che appunto è una visita guidata che propone, diciamo, che racconta l'offerta musicale, diciamo, i Beatles a Liverpool in bicicletta, ma abbiamo per esempio anche un'altra alternativa, che è quella di una visita guidata attraverso un bus completamente, diciamo, brandizzato, tematizzato in stile Beatles. Altra possibilità è quella di fare il tour della città, sempre diciamo con una visita guidata sempre tematizzata Beatles, con il classico, diciamo, site, il City Sites. Ulteriormente, quindi abbiamo visto i luoghi della musica, le visite guidate ulteriormente declinate, ci sono anche sia un museo dedicato ai Beatles che una esposizione permanente.
Ulteriormente è possibile anche visitare la città attraverso un tour privato, diciamo, quindi molto personalizzato, molto tailor-made, però con il classico, diciamo, black taxi. Ecco che quindi questo per farvi vedere appunto come dal tema, se vogliamo, The Beatles, si possono declinare non solo, diciamo, degli eventi musicali o degli appuntamenti musicali legati ai Beatles, ma si può andare ben oltre. E in più, appunto, oltre ad andare al ben oltre, che cosa vediamo da questa pagina? Vediamo che ogni singola proposta ha un prezzo, è possibile prenotarla, e tutto questo, diciamo, è possibile attraverso l'utilizzo, Alessandro si può andare avanti, attraverso l'utilizzo del DMS, che è questo, diciamo, strumento tecnologico di cui ci anticipava prima qualcosa il professor Marchioro, che è appunto una piattaforma che ci consente di inserire dentro, all'interno di un unico database, tutta l'offerta presente all'interno della destinazione. Quindi non solo in termini, diciamo, di alloggio, comunque di ricettivo, ma anche in termini proprio di proposte turistiche, che quindi consentono poi di aggregare l'offerta in modo tematizzato. E qui ne abbiamo un chiarissimo esempio. Quindi questo ci piace. Vai pure avanti Alessandro, ci piace perché oltre vai ancora avanti, scusami, oltre a, come dire, siamo passati da un'offerta completamente, come dire, generalista, no? Quindi Liverpool, che cosa si può fare a Liverpool, a offerta musicale, dall'offerta musicale ancora più sotto a un'offerta estremamente tematizzata. E questo ci aiuta in termini di city branding, perché ovviamente nell'immaginario comune si pensa ai Beatles, si pensa a Liverpool, e quindi ci aiuta anche a, come dire, a rafforzare il posizionamento a livello, diciamo, internazionale, ma anche ad ampliare e a rendere concreto, se vogliamo, l'immaginario, no? Quindi dal desiderio ad un'offerta concreta. E appunto abbiamo visto le varie declinazioni delle tipologie di offerte, dove è chiaro ed è palese che vi sia, scusate, un'integrazione tra la filiera musicale e la filiera turistica, anche negli esempi che faceva prima Alessandro. E infatti, parlando di filiera, ecco, sì, corriamo un attimo su queste ultime parti per lanciarci sulla SWOT. Abbiamo fatto un prima possibile elenco degli stakeholder, appunto, di ambito della filiera musicale. Ovviamente questi sono soltanto alcuni delle moltissime realtà che operano a Padova e con cui o Padova o anche nei dintorni, perché tra l'altro non bisogna dimenticarsi che comunque non è soltanto Padova, ovviamente, ma si possono trovare molte collaborazioni anche sia all'interno della città che al di fuori con altre realtà per magari percorsi musicali nella regione o comunque nelle città limitrofe. E ovviamente poi dopo, se chiunque abbia altri stakeholder o altre realtà, questo proprio nella filiera musicale, che possono essere secondo voi interessate, noi molto volentieri le aggiungiamo ai nostri stakeholder. Mentre procedendo invece su quelli che sono i stakeholder non musicali. Esatto, abbiamo tutta la parte della filiera turistica, appunto, quindi quello che in qualche modo stiamo cercando di comunicare io e Alessandro attraverso, diciamo, dei metamessaggi, è che un prodotto, come dire, turistico musicale, affinché sia realmente, come dire, efficace e poi di conseguenza anche commercializzabile, di alta qualità, è necessario, strettamente necessario, che le due filiere siano integrate e che quindi ci sia un coordinamento e diciamo una sinergia. E quando parliamo di filiera turistica, che cosa intendiamo? Intendiamo ovviamente tutti gli operatori che lavorano all'interno del comparto ricettivo, della ristorazione, del trasporto. Abbiamo visto prima, no, degli esempi, per esempio, di tour guidati, tematizzati con alcuni vettori di trasporto, attività commerciali, ma ovviamente anche i tour operator, gli intermediari, le attrazioni come luoghi simbolo, abbiamo visto appunto una serie di esempi, e ovviamente gli enti pubblici. Quindi, diciamo, stakeholder della nostra destinazione, o nel nostro caso qui abbiamo due destinazioni, no? Che decidono di specializzarsi attraverso, diciamo, questa appunto tipologia di offerta. Passando quindi poi alla SWOT analysis,
Eccolo qua, perfetto. Allora, appunto abbiamo visto prima, questi sono alcuni dei punti di forza che abbiamo identificato nella filiera musicale, comunque del turismo musicale padovano. Abbiamo sicuramente una grandissima ricchezza e capillarità delle iniziative su tutto il territorio, sono moltissimi. C'è una enorme tradizione musicale fino almeno alla fine del barocco, con appunti alcuni elementi di eccellenza, fra cui Bartolomeo Cristofori per l'invenzione del pianoforte, ma anche tante altre figure che arrivano, percorrono poi anche i secoli successivi, e si riprende poi nuovamente con tutto il Novecento, con altri elementi di tradizione e storia molto importanti. Abbiamo un livello medio sia per qualità che originalità della proposta piuttosto alto comunque, e non sicuramente a livello abbiamo parlato prima di Baden-Baden o della Scala sicuramente, ma comunque per la città è molto alto. Abbiamo un tessuto musicale che si sta integrando sempre di più nel tessuto cittadino, quindi ci sono sempre più iniziative e il tessuto sta rispondendo sempre meglio e con una sempre maggiore partecipazione alle attività di chi organizza musica. Una ricchezza e capillarità anche delle sedi, quindi di dove si organizza la musica, quindi a Padova sia nelle tante sale, ma anche al di fuori ci sono molti luoghi in cui si possono organizzare concerti, e poi una certa destagionalizzazione, ossia il fatto che le attività sono abbastanza ugualmente distribuite nel corso più o meno di tutto l'anno, ad eccezione forse solo di agosto, perché a Padova non c'è nessuno di agosto in genere. Come diceva Alessandro, diciamo, uno dei punti di forza dell'offerta musicale delle due destinazioni delle quali stiamo parlando è appunto la molteplicità di progetti che sono presenti e di iniziative che sono presenti nel territorio. E questo può essere un grandissimo punto di forza, quanto può essere invece anche un punto di debolezza, quando tutti questi progetti, queste iniziative non sono messe a sistema, o comunque non è presente una sorta di cabina di regia che sia in grado appunto di armonizzare e di creare diciamo un coordinamento tra tutte queste iniziative. E questo ovviamente causa poi anche delle dispersioni di energie, di risorse, ma anche una minor capacità di attrazione ovviamente rispetto al grande pubblico. Poi, appunto, prima si diceva di quanto sia importante che il prodotto, il prodotto musicale, in questo caso un prodotto turistico musicale, debba essere commercializzato, no? Quindi venduto e pronto sul mercato. In questo la filiera turistica ha ovviamente delle esigenze di un certo tipo, e quindi è importantissimo che il programma, o comunque in generale l'offerta che si vuole proporre debba essere chiara bene in anticipo, con una certa anticipazione, in modo proprio da costruire dei pacchetti o comunque delle offerte ben strutturate da poter vendere ai mercati, diciamo, vicini, ma anche e soprattutto ai mercati lontani. Per quanto riguarda il livello, come diceva anche prima Alessandro, il livello medio è buono. Ciò che manca è forse una punta di eccellenza di richiamo di artisti. Forse o probabilmente, adesso questo lo capiremo anche insieme, proprio perché manca un auditorium di una certa caratura, di un certo livello, di una certa qualità. E appunto, come si diceva, è presente moltissimo, e lo vediamo anche oggi, no? La presenza da parte così numerosa da parte della filiera culturale, ma un po' meno da quella turistica. Ecco che quindi per avere come si diceva, un prodotto efficace e soprattutto che possa essere commercializzato e vendibile oggi, è necessario un'integrazione, una maggiore integrazione tra le due filiere. Per quanto riguarda invece le opportunità, quindi dai punti di debolezza passiamo invece a uno slancio positivo, che soprattutto in questi giorni ne abbiamo assolutamente bisogno. Tra le possibilità, le opportunità che abbiamo così individuato parlandoci tra di noi, facendo un brainstorming interno, è ovviamente l'ampissima possibilità di intersezioni con altri temi di vacanza presenti sul territorio, quindi da quello culturale in senso ampio, però anche al turismo letterario, di cui appunto andremo a fare un focus nei prossimi giorni, a quello anche enogastronomico, ma per esempio legarlo anche a tutta una serie di attività come quelle per esempio dell'Università di Padova verso la ricerca sulla musica e sul suono elettronico.
Quindi questa è la prima grandissima opportunità che noi intravediamo. Un'altra grande, opportunità è quella, come si diceva un po' prima, di poter adattare la musica o comunque creare diverse tipologie di eventi o appuntamenti musicali in diversi luoghi. Proviamo a pensare per esempio ai suoni delle Dolomiti, no? Fino a un po' di tempo fa nessuno magari si sarebbe immaginato di andare in montagna per assistere a degli eventi musicali. Oggi invece sono un grandissimo prodotto turistico assolutamente affermato e che tra l'altro aiuta moltissimo la montagna anche a diversificare la propria offerta. Ecco che quindi un'opportunità che vi invitiamo così ad esplorare è quella anche di andare oltre alle solite, diciamo, le location. Ce ne sono veramente molte, molto evocative e che aiuterebbero anche la città appunto a creare qualcosa di diverso, magari le due destinazioni, scusate, ha qualcosa di diverso e ha qualcosa di unico. Sappiamo che più l'offerta turistica è collegata al, diciamo, genius loci del nostro territorio, quindi a quelle caratteristiche tipiche della propria destinazione, maggiore sarà il grado di riconoscibilità e soprattutto maggiore sarà il grado di competitività che la destinazione sarà in grado di avere sul mercato. Padova può utilizzare anche, Padova e Terme e Colli Euganei possono utilizzare anche questo tematismo per rilanciarsi a livello internazionale o per riposizionarsi o consolidarsi rispetto a alcuni mercati stranieri. E pensiamo anche che questo tema di vacanza possa essere anche un interessante fil rouge o uno strumento, diciamo, un qualcosa sul quale lavorare insieme tra le due OGD. Su questo appunto poi abbiamo anche, grazie al cielo, insomma, una serie di strumenti che ci possono aiutare non solo a promuovere, ma appunto ad organizzare l'offerta. DMS in primis, l'abbiamo visto prima su Liverpool, e poi appunto infine abbiamo anche club di prodotto. Chiudiamo quindi con le minacce, quindi le cose esterne appunto, e fra gli elementi di cui nella parte della filiera del turismo musicale e soprattutto sulla parte musicale sicuramente abbiamo tra le minacce, c'è una scarsa anche programmazione, non tanto nella qualità ma proprio nelle tempistiche a livello nazionale, quindi purtroppo molto spesso a livello di fondi e gestione e tempistiche che vengono date si è sempre molto in ritardo. Abbiamo visto appunto già citando i benchmark che abbiamo citato io e Adriana prima, sono cose che sono organizzate spesso con molti anni di anticipo, quindi già adesso si sa cosa programmerà Baden-Baden nel 2023, quindi questo è già un piccolo elemento di differenza rispetto a molto di quello che si fa sul suolo nazionale. Abbiamo un problema legato ai trasporti e ai parcheggi che rende difficile a volte accedere alle sedi concertistiche da fuori verso la città di Padova o verso i colli, oppure anche al contrario, quindi muoversi dai centri abitati per raggiungere ville o altri spazi che non sono sempre ben collegati e a volte non hanno abbastanza parcheggio. Abbiamo un problema nel fatto che non sono moltissimi i locali che rimangono aperti dopo le 10:30 con cucine aperte, soprattutto locali di un certo livello in base al tipo di turismo musicale anche a cui ci si appella, quindi bisogna un po' riposizionarsi su altri tipi di locali, mentre un'altra minaccia un po' più intrinseca alla parte musicale è che è vero che la musica si adatta volentieri, nel senso che ci sono tantissime possibilità di svolgere attività di tutti i tipi in tantissimi ambienti diversi, però non tutte le sedi vanno bene per tutti i generi musicali, se non magari sacrificando alcuni elementi, ad esempio di qualità del suono, oppure degli spazi troppo piccoli per altri generi. C'è una minaccia che è costante, ma è una costante in realtà su ogni cosa, credo che è una difficoltà serie di comunicazione tra operatori, assessorati, comuni, enti, settori economici, quindi è difficile proprio che si comunichi chiaramente, si sappia dove si sta andando e quindi si eviti anche di sperperare energie e risorse sia di tempo che economiche.
E poi anche questa è una questione abbastanza padovana, è che rispetto ad esempio a una città come Vicenza, che ho citato anche prima parlando della Scala e dei suoi tematismi su un pianista, Andras Schiff, che è riuscita a costruire molto più efficacemente nel corso di decenni, detto molto chiaramente, una rete di imprenditori che sostengono molto un ambiente artistico. A Padova ancora, a Padova e provincia, questa forma di mecenatismo è lasciata molto alla responsabilità di alcuni singole realtà illuminate, e quindi mancano proprio anche un po' di risorse, detto molto chiaramente, che poi di fatto va a ricollegarsi all'assenza spesso di un grandi focus di altissimo richiamo internazionale. Quindi queste erano un po' i 4 diversi aspetti della SWOT. Ci siamo un attimo dilungati, ma c'è tantissima roba da dire, quindi se Adriana non ha nient'altro da aggiungere possiamo proseguire. Rilancio la parola a Riccardo. Grazie.